Dottore, secondo lei, che è stato per diversi anni primario di psichiatria, la tragedia avvenuta mercoledì all'Isola dei Morti era in qualche modo evitabile? Allora, secondo me, secondo quello che mi ha insegnato il mio maestro, il primario Spilimbergo, la psicosi non è una malattia che guarisce, è una malattia cronica e l'ipocrita politically correct che si dice che si guarisce dalla schizofrenia è una cosa che non sta nell'ecumene psichiatrica mondiale, perché la schizofrenia può essere in compenso clinico psicopatologico con un'adeguata terapia farmacologica. Esempio, un diabete insulino dipendente, se non fa l'insulina è chiaro che si scompensa con tutte le conseguenze a cascata che capitano. Un ipotiroidismo, se non viene curato con l'Eutirox, bisogna curarlo tutta la vita. Chi ha la pressione alta come me prende il losartan per tutto il resto della mia vita, perché sono malattie croniche le quali possono portare a un valore globale di funzionamento sociale, lavorativo e familiare premorboso, e quindi se curato con i farmaci giusti, nella maniera giusta, anche la schizofrenia può essere inserita. Io ho portato diverse persone alla laurea, per esempio, però avevamo in reparto, e questo ripeto me l'ha insegnato il mio maestro, un campanello d'allarme che nel momento in cui uno che ha una diagnosi di psicosi o di schizofrenia o di sindrome delirante è soggetto a ricadute se molla la terapia. Quindi deve esserci il campanello d'allarme che ti dice perché questo che è a rischio di queste cose che sono successe non è venuto a controllo. Bisogna andare a casa di questo qua, del famoso territorio che tanto sbandierano, e quando c'è bisogno una certa psichiatria non va a casa dei malati. Quindi con me fatti di questo genere in 40 anni facendo i debiti scongiuri non ne sono successi, ma eravamo subito pronti a scattare e andare nella famiglia di chi, soffrendo di questi sintomi, non si presentava a controllo. Era un po', se vogliamo, uno stato di polizia, chiamiamolo come volete, ma sempre meglio questo che non piangere una figlia morta accoltellata con 20 colpi di lama di coltello, comperati lucidamente e messo in atto. Com'è possibile che un malato sospenda le cure e nel caso questo avvenga c'è una soluzione alternativa? Uno che ha deliri, che ha ideazione delirante, persecutoria, di autoriferimento, di nocumento e quant'altro, e se anche, non so nel caso specifico, ma sente le voci che gli dicono cose che brutte, fai questo, fai quello, automaticamente obbedisce a queste voci e commette degli atti che non sono congrui con la società civile, insomma. Non c'è critica e coscienza di malattia, quindi già difficile è prendere il Loprezol per me perché mi dimentico, figurarsi uno che non prende le medicine perché glielo dicono. È chiaro che non le prende e devi seguirlo ed accompagnarlo tutta la vita. È il compito che noi abbiamo sempre svolto, poi succederà quel che succederà, non abbiamo la sfera di cristallo, per carità di Dio, però io devo avere la coscienza a posto, e quando uno psicotico non si presenta io devo andare a domicilio, abbiamo macchine, abbiamo tutto, eccetera. Una volta eravamo in 4 per tutta l'ULSS e non si faceva queste cose qua, perché c'è sempre lo scaricabarile che non manca personale, manca questo, manca quell'altro, e non si trova mai un responsabile in Italia. Ecco, questa qui è la definisco proprio in maniera chiara, una presa in carico che ha avuto delle falle. Si è parlato molto spesso di lucida follia da parte di Biscaro. Secondo lei qual era il suo stato di salute mentale al momento dell'omicidio? Era in scompenso clinico psicopatologico, per cui probabilmente sotto stimolo acustico dispercettivo probabilmente ha obbedito a queste voci, o probabilmente, io so quello che si scritto nei giornali, quella rabbia che sentiva l'ha scatenata contro il primo che è capitato, come è successo a Roma, come è successo ieri l'altro a Bologna, eccetera. Bisogna seguire i malati psichiatrici perché, ripeto, è una becera affermazione del politically correct che a me sta veramente in odio, per cui bisogna dire che si guarisce, eccetera. Non si guarisce un tubo, ecco.
si sta in compenso clinico psicopatologico con adeguata terapia. È pensabile che la famiglia non si sia mai accorta o che lo stesso Biscaro non abbia mai compiuto atti che facessero presagire una tragedia tale? Le famiglie tendono sempre a minimizzare e a sottovalutare i sintomi. Ecco perché le riunioni familiari servono a dire: guardate che se lo vedete chiuso, se lo vedete che non parla con nessuno, se dà segni di alterazioni della condotta o del comportamento, questi devono telefonare subito, deve esserci sempre un contatto. Se si rifiutano le cure e sono violenti, si ricorre al trattamento sanitario obbligatorio, che io penso che tutti i sindaci dell'Ulis mi conoscono perché ne abbiamo fatti, io ne avrò fatti 250 nella mia vita, ma quando serve, serve, insomma. Non credo che quello di ieri l'altro di Bologna sapesse delle cronache locali, sicuramente ha sentito di quello di Roma, che è uscito per strada e ha cominciato a tirare colpi di pistola alla cieca. Certo, sentendo queste cose non è un buon esempio, ecco, sarebbe il miglior esempio sapere che la psichiatria territoriale funziona, perché l'hanno sbandierato in tutte le forme, in tutte le maniere, fin alla nausea, con anche pregiudiziali ideologiche, dogmatiche, perché laddove ci sono pregiudiziali ideologiche la scienza non ha più campo. Quindi da parte tutte le idee della psichiatria democratica, eccetera, eccetera, e agire nel campo su questo. Io che non ero certo un basaliano, mi definivano il più basaliano di tutti, perché queste cose qua non devono sfuggire, perlomeno per la tua coscienza, fai quello che puoi, ma non devi avere rimpianti di non aver seguito uno psicotico che non si presenta all'ambulatorio. C'è una cosa che mi preme dire: perché sono nati i long acting? Che cosa sono i long acting? Sono dei neurolettici che, se iniettati intramuscolo, coprono come copertura psicoterapeutica, psicofarmacoterapeutica, un mese di tempo, 28 giorni circa, e con quello uno è garantito che il paziente prende le medicine, proprio, ripeto, perché la schizofrenia è cronica, è difficile guarire dalla schizofrenia. Al massimo, ripeto, si può stare in compenso clinico psicopatologico grazie anche a queste iniezioni mensili che ti sollevano dal fatto di dover prendere quotidianamente quella posologia di medicine.